Lunedì 9 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e buongiorno da Luca Ciliberti. Buone notizie per i problemi della siccità nella nostra regione, nonostante il caldo sahariano che si annuncia per i prossimi giorni. Questo perché l'inverno piovoso ha fatto raccogliere molta acqua, soprattutto sotterranea. E sentiremo tra poco l'assessore all'agricoltura Barbagallo, un fenomeno invece angosciante che ci racconterà e commenterà Ernesto Caffo, che è il presidente di Telefono Azzurro, quello della sparizione dei minori. E poi avremo come ospite un personaggio molto conosciuto e molto gradito, Michele Russo, autore di una autobiografia sui suoi 50 anni di teatro. Ma cominciamo con le notizie, inevitabilmente il referendum, urne aperte dalle 7, si potrà votare fino alle 15, l'affluenza in Sicilia è tra le più basse, secondo i dati delle 23 la partecipazione degli elettori è stata intorno al 16,48, mentre la media nazionale è stata, ieri sera fino alle 23, del 22. Quindi è lontanissimo in tutta Italia comunque ancora il quorum. Agrigento, per avere qualche particolare, è la provincia con la percentuale di voti più bassi, non arriva al 14%. Palermo la più alta, poco meno del 19, Catania è al 17,2. Ma ripetiamo, siamo molto lontani dal quorum. I dati definitivi naturalmente dopo le 15, quando le urne si chiuderanno. Notizie siciliane, si ripetono purtroppo le risse. C'è stato un maxi scontro tra due famiglie di romeni a Naro, nell'Agrigentino, e a Palermo un uomo è stato accoltellato, e ancora nella piazza di Vittoria, notte di paura per una lite violenta tra bande. Vediamo. Notti calde in Sicilia, non solo per le temperature meteo. Maxi rissa a Naro, nell'Agrigentino. Una ventina di romeni appartenenti a due diversi nuclei familiari con la presenza di donne, bambini e adolescenti si sono affrontati con coltelli e mazze. Molti di loro sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Grave un 21enne sottoposto a un delicato intervento chirurgico e adesso in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sempre nella notte, questa volta a Vittoria, nella centrale piazza del popolo, a venire alle mani una decina di persone. Anche il sindaco Francesco Aiello, che abita nella zona, ha assistito alla scena e allertato le forze dell'ordine. I carabinieri al loro arrivo però hanno trovato la piazza vuota e avviato le indagini grazie anche alle telecamere di videosorveglianza. Infine a Ballarò a Palermo un uomo di 30 anni è stato ricoverato all'ospedale policlinico per alcune coltellate alle gambe e al fianco durante una rissa. La vittima non ha detto nulla su quanto successo né i motivi che hanno scatenato la lite, che potrebbe essere scoppiata tra bande che controllano il traffico di stupefacenti nel mercato storico. Indaga la polizia. Vedremo gli sviluppi delle indagini. Intanto vediamo con Luca Ciliberti cosa dicono i giornali stamane. Tutto in una pagina, la prendiamo dalla Sicilia, oggi insomma la raccontiamo così. Allora, intanto la rissa al mercato di Ballarò, perché? Perché l'ennesima rissa a Palermo, l'ennesimo accoltellamento, accoltellato un 30enne straniero, la lite appunto, come diceva il servizio, potrebbe essere scoppiata tra bande per il traffico della droga, per il controllo del traffico della droga. Gli investigatori ovviamente sono sulle piste insomma di queste bande. Poi la rissa in piazza a Vittoria, il sindaco alla finestra costretto ad assistere, insomma, perché abita là, Francesco Aiello, che abita nella zona, appunto ha assistito alla scena e quindi diciamo si è trovato di fronte a questo film incredibile. E poi l'abbiamo sentito anche dal servizio, le famiglie romene che litigano e si scontrano in centro a Naro, in provincia di Agrigento. 17 denunce, 6 feriti, insomma un film anche questo, insomma, che ha costretto gli abitanti di Naro, insomma, ad assistere a queste scene. C'è poco da stare allegri, decisamente, davvero. ma nemmeno dalle parti di Giammorro, nel Messinese, dove
ci sarà l'autopsia sul corpo di Angelo Pirri, che è stato trovato morto in un canalone nelle campagne appunto di Giammoro, confermato il colpo di pistola alla nuca, e quindi gli investigatori scavano anche nella vita della vittima per cercare di risalire al movente, all'autore o agli autori del delitto. Cosa dicono i giornali, Luca, su questo? Allora, Pirri giustiziato, qui siamo sulla Gazzetta del Sud. Pirri giustiziato, è stato punito per uno sgarro, questa è la domanda che si fanno gli investigatori. Il 42enne barcellonese ucciso al termine di un chiarimento che invece poi è degenerato, culminando nell'esecuzione. Perché si pensa che sia stato giustiziato? Perché un indizio è stato raccolto dopo i sopralluoghi ed è stato il ritrovamento vicino al corpo della vittima di un bossolo di pistola calibro 7,65, quindi che ha in qualche modo delineato un quadro più chiaro della situazione. Quindi l'omicidio di Giammoro, diciamo, sta prendendo una pista ben delineata, che è quella appunto dell'esecuzione. Veniamo al caldo anomalo, perlomeno che in arrivo, oltre a quello che c'è già. Gli esperti parlano di un giugno sahariano e potrebbe arrivare anche la sabbia, che è naturalmente trascinata dal vento, dal deserto. Vediamo. Si apre una settimana di caldo africano, parola degli esperti meteo che prevedono punte di 40 gradi a causa dell'anticiclone che porta temperature in forte aumento, ma anche tantissima sabbia del deserto che tingerà i nostri cieli. Il primo picco di questo giugno sahariano tocca l'inizio della settimana con la colonnina di mercurio che oscillerà, regalando qualche giorno più fresco in alternanza al caldo cocente percepito. Cosa si fa per i bambini stare sotto i 40 gradi? Fa piacere, si divertono, a fine settimana è giusto che abbiano tutto lo svago possibile di questo mondo. Anticipando i consigli degli esperti su cosa mangiare e bere, abbiamo chiesto a loro, esperti sul campo. Ma con questo caldo che cosa mi consiglia? Un gesso di limone e sale. Cosa prende? Ancora non lo sappiamo. Qualcosa di fresco o di caldo? Un tè caldo magari? No, tè caldo non può essere mai al mondo. Qualcosa di fresco, sì. E cosa c'è di meglio di un po' di sano movimento sulla scogliera, sotto un sole cocente? Ma sì, un po' di movimento con questo caldo ci sta. Assolutamente sì, stiamo creando queste community di FitCamp perché vogliamo veramente impattare sulla community siciliana e portare sport, nutrizione e benessere. Un caldo inaspettato per chi viene da oltre lo stretto. Io sono delle Marche. Lo ha portato il costume, sì? Sì. Costume sì, ma anche pantaloncini e canotta, ma c'è qualcuno che uscendo di casa ha proprio sbagliato outfit. Tornasse indietro metterebbe qualcos'altro. Nemmeno i pantaloni. Un piccolo appunto da un cittadino amante dello sport e del basket in particolare, che in piazza Battiato ha trovato una sorpresa non proprio gradita. È un amatore del basket che però si sta allenando con dei tabelloni storti, perché il comune li ha messi storti. Che dicono i quotidiani, Luca? Allora, al di là delle notizie meteo, Michele, che ovviamente danno l'andamento delle temperature, insomma le previsioni per la settimana molto calda, diciamo, questo è un tema, quello del riscaldamento del pianeta, un tema che ovviamente appassiona e resta nella cronaca di tutti i quotidiani. Ieri, diciamo, intanto è cominciata la conferenza per gli oceani a Nizza, quindi oceani bollenti e sporchi, questo è il Corriere della Sera, l'abbiamo preso da un quotidiano nazionale. L'ONU dice rischiano di sparire oltre 1600 specie marine perché la pesca poi diventa insostenibile, perché, ve lo faccio leggere nell'attacco del pezzo, gli oceani sono in sofferenza perché tutti gli indicatori sono allarmanti, il livello del mare si sta alzando ed è aumentato di 23 centimetri dal 1901 ad oggi. Si stima che entro il 2050 possa risalire ancora. La temperatura media ha raggiunto livelli così alti, diciamo, da quando mai ha raggiunto livelli così alti da quando si effettuano le registrazioni. Cosa causa questo? Che migrano anche le specie. Questo, per esempio, l'articolo che vi faccio vedere adesso è un piccolo diciamo, taglio basso del giornale della Gazzetta del Sud, perché ieri, diciamo, quando le agenzie hanno battuto questa notizia, ci siamo messi un po' a sorridere, però guardate che cosa succede. Le acciughe
scappano dal mare, no? Perché si riscalda il clima. Troppo Cosa caldo, troppo Cioè, caldo. troppo caldo, no? Quindi questo è l'allarme lanciato da Fedagripesca. Dai fondali, dai fondali non risalgono più le correnti fredde. Questo fenomeno si chiama di upwelling e quindi sono costrette le specie ad andarci a cercare acque più fredde dove questo fenomeno ancora avviene, e quindi anche i tonni sono in difficoltà. Il tonno, che come sappiamo è uno degli alimenti, diciamo, che caratterizza anche la nostra cucina mediterranea. È un tema che ovviamente si dibatte, ma è un tema che sembra non appassionare poi moltissimo, no? No, è importantissimo. Hai fatto Chi benissimo. deve decidere Hai poi fatto su questo. benissimo a farcelo notare, perché è un continuo. Adesso veniamo qui a questa parte dello studio per dire che comunque tantissimi turisti continuano ad arrivare grazie al cielo in Sicilia, nonostante il caldo, e vanno alla scoperta dei luoghi nuovi da visitare. Naturalmente c'è la storia, la cultura, ma poi prevalgono il mare e l'Etna. Vediamo. Direi che i 40 gradi sono vicini. Sì, sono vicini. Ormai siamo quasi in piena estate. Chi viene in Sicilia tra le tappe d'obbligo inserisce il mare e con queste temperature come farne a meno? Sono quasi le 13 e sembra di stare veramente dentro a un forno. Ma oltre al mare si visita l'isola per scoprirne la storia. Qui siamo a Ortigia, Siracusa, uno dei luoghi più gettonati. Siamo appena arrivati, adesso andiamo a vedere il Duomo, abbiamo visto il Tempio di Apollo e facciamo un giro lungo il mare. La Sicilia com'è? Bellissima davvero. È una bella giornata, è sempre piacevole, poi questa piazza è molto bella comunque, Ortigia in generale, la Sicilia, il cibo. Ma la Sicilia è bella tutta, strutture ricettive piene o quasi in gran parte della regione. Dopo la spettacolare eruzione di domenica scorsa, l'Etna attrae sempre. No, dopo anche l'ultima eruzione era imperdibile, assolutamente. Siamo saliti fino a 3300 metri a vedere il cratere sommitale principale ed è stata veramente un'esperienza fantastica. Chi arriva in Sicilia, però, vuole visitare anche il centro di Catania, ma ci sono anche le meraviglie di Palermo, Agrigento o Taormina. L'estate per il termometro è già iniziata e come sempre ce lo ricordano le flotte di turisti che, sfidando il caro voli, vengono nella nostra terra. Benvenuti a tutti i turisti che vengono in Sicilia. A te, Luca. Allora, andiamo a sfogliare i quotidiani regionali, insomma, a proposito di Sicilia. Oggi tutti i quotidiani aprono con queste due notizie di sport, caro Michele. Noi non siamo appassionati di sport, lo seguiamo da osservatori della domenica, ma in questo caso diciamo, stiamo parlando del numero 1 al mondo, Yannick Sinner, che ha perso a Parigi, ha perso a Roland Garros contro Carlos Alcaraz, quindi numero 1 e numero 2 del mondo. La terra rossa è ancora fatale per il nostro tennista, quindi che peccato è il titolo della prima fotonotizia d'apertura. E poi cacciato è Luciano Spalletti, l'allenatore della nazionale, dopo la figuraccia rimediata contro la Norvegia. Adesso è partito il totonomine per il nuovo tecnico della nazionale. E poi il referendum, anche qui la Sicilia non può esimersi dall'apertura che troveremo anche su tutti i quotidiani nazionali. Sul referendum vuoto di quorum, ma anche appunto l'affluenza, la alta affluenza alle urne che pensavano di avere i promotori del referendum alle 23, affluenza ferma al 22%, abbiamo anticipato, anche noi si voterà fino alle 15 di oggi. Poi Greta, abbiamo fatto noi un servizio sul telegiornale, Greta sul veliero che è partito da Catania. Questo veliero è stato fermato, diciamo, non raggiunge con gli aiuti umanitari Gaza perché Israele lo minaccia e dice tornate indietro. E poi una notizia che riguarda in qualche modo la politica e le amministrazioni, le società di amministrazioni locali, in questo caso l'aeroporto. SAC, c'è l'accordo nel centrodestra, nomine più vicine, ma non oggi. Questo è un retroscena che mette in pagina il giornale, diciamo come titolo originale. E poi il presidente di Confindustria, il presidente regionale di Confindustria interviene sulla burocrazia, anche questo un argomento lanciato
firmato dal quotidiano. Andiamo a vedere in pagina cosa troviamo. Intanto diciamo, vediamolo negli aspetti diciamo, principali, questo retroscena dell'aeroporto. Perché? Perché l'aeroporto, ovviamente, quinto aeroporto d'Italia, suscita, stimola, stuzzica gli interessi anche soprattutto della politica, e quindi SAC spunta l'accordo nel centrodestra, la rinnovata armonia sulle nomine. Qui ci sono un ventaglio di nomine che vedremo poi se usciranno in consiglio di amministrazione. Oggi slitta l'assemblea a sorpresa sul rinnovo del CDA, ma c'è la quadra, non si aspetta il rinnovo camerale verso il bis di Torrisi, ma Fratelli d'Italia avrà 3 posti e Lombardo 1, quindi si sono messi tutti d'accordo, come sempre accade, no? In questi casi si trova diciamo, tra chi governa la quadra. Abbiamo visto le risse, adesso vediamo la prima pagina della Sicilia di Catania, perché c'è un interessante diciamo, visione del quartiere Librino verso la trasformazione di Librino. La Giunta ha approvato i lavori per la realizzazione del nuovo parco urbano lineare, grazie a 7 milioni di euro del PNRR saranno bonificati e restituiti ai cittadini residenti 17.000 metri quadri, oggi in totale degrado. Sì, bello questo, E qui c'è ovviamente il progetto. Diciamo che di Librino noi progetti, insomma, ne abbiamo visti tanti, speriamo di vederlo, che si realizzi, insomma, di vederlo portato al termine. Una curiosità, anche qui in taglio basso, anche le drag queen al seggio, diciamo, per votare il referendum, insomma, lo mettono in pagina. E poi tante notizie di cronaca. Dal giornale, però, dalle pagine di Catania, oggi ho tirato fuori questa notizia, che di solito le conferenze stampa non fanno mai molto clamore, però no, perché sono, diciamo, dei resoconti di alcuni argomenti, però questa mi è sembrata molto interessante. Perché raccontiamo sempre le corse clandestine dei cavalli, queste corse clandestine dei cavalli. Perché proprio dei cavalli? Perché lo dice il procuratore Curcio, il procuratore di Catania, il cavallo è un simbolo del potere mafioso, quindi proprio come dire, manifestare la propria forza all'interno, diciamo, del contesto. Sul territorio proprio. Esattamente. No? Il procuratore è stato sentito in commissione parlamentare ambiente e zoomafie. Per il contrasto alle corse clandestine occorre inasprire le pene e consentire le intercettazioni. Non basta il controllo del territorio, serve poter indagare sulla struttura organizzativa. E queste sono le parole del procuratore Curcio, che non dovrebbero cadere, a mio modo di vedere, diciamo, nel silenzio. Il giornale Sicilia, eccolo qua, consorzi di bonifica personale salvo. Domani all'Ars la riforma, da 13 diventano a 4, assorbiti 1.200 dipendenti e 600 precari da stabilizzare. Leggiamo nel sommario del pezzo: forte di un accordo trasversale che ha assicurato una corsia preferenziale, è arrivato la riforma dei consorzi di bonifica. La filosofia, assicura il presidente della Commissione Attività Produttive, è che tutti gli attuali 1.200 dipendenti transiteranno nei nuovi consorzi, salvando così il posto di lavoro. E quindi su questo diciamo, resteranno anche e si provvederà alla stabilizzazione di quasi tutti gli oltre 600 precari. Questo per quanto riguarda diciamo, la materia di riforma all'Ars, che chiama, diciamo, di spalla un altro argomento vicino, che è quello dell'irrigazione, della siccità, poca acqua per i campi, 5 dighe monitorate per l'uso potabile. Quest'estate non sarà drammatica come quella del 2024, ma sul fronte agricolo la situazione resta critica, soprattutto nella Sicilia occidentale. E poi anche qui abbiamo visto la cronaca, le coltellate a Ballarò, ferito un ghanese, e l'affluenza molto bassa dei referendum. Questo è il giornale Sicilia. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, stesso editore, stessa impaginazione o quasi. Nella pagina della Sicilia e di Messina si guarda di più appunto diciamo, sulle questioni che riguardano lo stretto. Più arrivi e pochi posti letto. A Messina il turismo non decolla, le presenze aumentano, anche i pernottamenti più 14%, ma non gli hotel e i bed and breakfast. I visitatori che rimangono in città scelgono soprattutto le case vacanze, quindi servono più strutture a Messina per accogliere più turisti. E poi tutte le notizie che abbiamo visto
in pagina. Vi faccio vedere solamente, eccolo qua, il volto dell'uomo ucciso a Giammoro, il 42enne Angelo Pirri, giustiziato con un colpo di pistola alla nuca, è il primo responso appunto dell'autopsia che abbiamo visto. Entriamo dentro la Gazzetta del Sud perché c'è la questione appunto che riguarda l'acqua, no? L'abbiamo visto, a parte la stabilizzazione dei consorzi di bonifica. Dighe è ancora emergenza per i campi. Leggiamo nel pezzo, il messaggio è chiaro, ribadito ieri dal capo della task force antisiccità Salvo Cocina. Anche se l'isola è ancora in emergenza per quanto riguarda l'utilizzo potabile delle risorse idriche, quest'estate non sarà drammatica, ma al contempo, fanno sapere dalla stessa cabina di regia, sul fronte dell'agricoltura la situazione resta assai critica, quantomeno sul versante occidentale, dove la pioggia primaverile è caduta segnando un 30% di acqua in meno rispetto alla media, per la quarta stagione consecutiva, tanto che i bacini risultano meno pieni rispetto al giugno dello scorso anno. Quindi insomma una questione che sicuramente sarà in agenda dell'assessore. Ne parleremo tra poco con l'assessore regionale Barbagallo, che sarà ospite fra qualche minuto. Chiudiamo la nostra rassegna stampa regionale con la notizia che abbiamo visto, quindi che cresce il turismo a Messina. Cosa risponde su questa mancanza di posti letto? L'assessore Caruso, assessore di Messina, si comprende la necessità di investitori nel settore della ricettività e quindi il Comune si mette a disposizione in questo caso di chi vuole investire nella ricettività a Messina. Grazie Luca, lo ritroveremo fra poco per la rassegna stampa di quotidiani nazionali intorno alle 8:25. Noi intanto adesso ci colleghiamo con la polizia stradale per vedere un po' com'è il traffico del lunedì mattina di questo primi giorni di giugno. Abbiamo con noi, lo salutiamo, l'assistente capo coordinatore Alessandro Dell'Ombra. Buongiorno e benvenuto. Ci dica pure. Sì, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori di Antenne Sicilia. Cominciamo dicendo che sull'autostrada Palermo-Messina ci segnalano un incidente in direzione Palermo all'altezza dello svincolo di Brolo, che è comunque in via di risoluzione. Sull'autostrada A18 Messina-Catania si segnalano traffico intenso e code in prossimità dei caselli di San Gregorio. Mentre sulla tangenziale di Catania si segnala traffico intenso in direzione Siracusa e rallentamenti anche sulla A18 DIR diramazione tra lo svincolo di San Gregorio e direzione Catania Centro. Inoltre, sempre sulla tangenziale, segnaliamo la chiusura dello svincolo della rampa di accesso di Zia Lisa in direzione Messina a causa lavori che dureranno fino al 13 di giugno 2025. Sulla autostrada A18 Catania-Siracusa-Modica persiste invece il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Avola e Cassibile in direzione Siracusa. Sulla A19 invece Catania-Palermo si prega di prestare sempre molta attenzione causa la presenza di molteplici cantieri lungo tutta la tratta. Per quanto riguarda invece la viabilità minore, quindi sulla statale 121 Catania-Paternò si segnala traffico intenso e rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. Come di ormai consuetudine, anche oggi vogliamo dare un messaggio per una guida sicura. Quando si verifica un incidente stradale è fondamentale evitare di fermarsi o rallentare per osservare la scena. Questo comportamento, purtroppo frequente, può avere gravi conseguenze, rischio di ulteriori incidenti per frenate improvvise o distrazioni, intralcio ai soccorsi che devono agire con rapidità e spazio libero, mancanza di rispetto verso le persone coinvolte che vivono un momento critico. Cosa fare invece? Proseguite con prudenza, senza rallentare inutilmente. Se siete testimoni diretti dell'incidente, fermatevi solo se potete aiutare in sicurezza. In caso di necessità, chiamate i soccorsi fornendo indicazioni chiare. La sicurezza viene prima della curiosità e un comportamento responsabile può fare la differenza per chi ha davvero bisogno di aiuto. E con questo è tutto. Dal centro operativo compartimentale, a voi una buona giornata.
Grazie, ricambiamo naturalmente, grazie veramente per le sue informazioni e anche per i suggerimenti preziosi per quanto riguarda le scene degli incidenti stradali. Adesso vediamo una rapida occhiata alla circonvallazione di Catania, dove come vedete il traffico è scorrevole, non c'è nessun problema. Non so se abbiamo anche via Vincenzo Giuffrida, no, forse no. Eccola qua. Anche qui, vabbè, qualche rallentamento là sul lato sinistro, però è dovuto ai preziosissimi semafori pedonali, ma tutto scorre. C'è un traffico abbondante, come è normale il lunedì mattina. Bene, ci fermiamo provvisoriamente e tra pochissimo la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. State con noi, poi tanti ospiti, tanti argomenti, parleremo dell'acqua, vediamo se quest'anno, quest'estate va un po' meglio dell'anno scorso. A più tardi, buongiorno Sicilia. Sicilia, riprendiamo prima che usciate di casa subito con le informazioni di oggi con i quotidiani Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora oggi abbiamo detto in premessa, no? Tutto sul referendum, le prime pagine ovviamente sul primo giorno di referendum. Perché? Perché questa partita, diciamo, si è giocata non solo dal punto di vista dei diritti, quindi i 5 quesiti del lavoro, il singolo sulla cittadinanza, ma anche ovviamente sul peso dei proponenti. La CGIL ha proposto il referendum sul lavoro, la sinistra ovviamente si è schierata a favore, quindi insomma è diventato un referendum anche questo in qualche modo politico. E poi le notizie di sport, questo troveremo ovviamente su tutte le pagine dei giornali. La fotografia di quello che succede ce la fa il Corriere della Sera, primo quotidiano italiano. In pochi alle urne è il titolo di apertura. In pochi alle urne per il referendum, affluenza al 22%, questo dato al 22,7%, questo dato che ormai ci sta rimbombando in testa ormai da tante ore. Per il referendum quorum lontano, la Premier Meloni al seggio non ritira le schede, e questo è un altro tema di dibattito. Poi Spalletti esonerato, danno in pole position, diciamo come nome nuovo, l'ex tecnico della Roma Claudio Ranieri, oppure Pioli. E poi Sinner sconfitto al Roland Garros da Alcaraz in una finale epica, una finale che è durata 5 ore e mezza, la più lunga della storia del torneo. E poi un giallo a Villa Pamphili a Roma, la bambina morta con la madre, erano vicine, erano madre e figlia. Adesso si cerca l'assassino, sembra essere stato diciamo individuato un uomo. Questo è quello che troviamo nella prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece la Repubblica e poi approfondiamo un po' i temi del referendum. La Repubblica di Michele con il referendum a centropagina, e poi le due notizie di sport ovviamente che riguardano due casi nazionali, il numero 1 al mondo, diciamo, del tennis e il tecnico della nazionale del caos, esonerato Spalletti, finale epica, Sinner, Alcaraz piega Sinner. E poi anche questa notizia oggi troviamo sui giornali, è una notizia che nel frattempo sta avendo delle evoluzioni. Perché? Perché Donald Trump ha mandato l'esercito contro chi manifestava a favore dei migranti. Nuovi scontri a Los Angeles, in California, dove il presidente degli Stati Uniti ha inviato i soldati della Guardia Nazionale per sedare la rivolta pro migranti, cariche contro i manifestanti che protestano per i raid delle autorità per l'immigrazione e gli arresti effettuati nelle ultime settimane. Sono invasori stranieri che sventolano orgogliosamente le bandiere dei loro paesi d'origine. Attacca Donald Trump, il capo del Pentagono dice sono pronti a intervenire anche i Marines. Questa è una cosa che non è mai successa nella storia degli Stati Uniti, come sappiamo paese accogliente, diciamo, per sua storia, e quindi insomma diventa un caso internazionale. E questa è la prima pagina di Repubblica. Vediamo la stampa apre proprio con questa notizia, quindi mette da parte il referendum, mette da parte la nazionale e Sinner e scrive in prima pagina: immigrati, Trump usa l'esercito. Dopo 2 giorni di rivolta a Los Angeles, il presidente invia 2000 soldati della Guardia Nazionale. La protesta iniziata in un ristorante italiano, la Casa Bianca contro il governatore della California, non c'è più sicurezza. E poi Parigi dolce e amara, vedete lo sport a centropagina e Spalletti in taglio basso
basso. Di spalla l'indagine che riguarda l'auto dell'ex compagno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i verbali segreti, quindi Andrea Gianbruno, i verbali segreti sotto casa di Meloni, c'erano 2007, questo episodio è avvenuto sotto casa della Premier e quindi ovviamente lascia un po' diciamo di inquietudine, perché appunto gli 007 indagavano sotto casa della Premier con la scusa di indagare Gianbruno. Vediamo un po' il referendum, l'interpretazione insomma di questo referendum. Intanto i numeri: affluenza bassa, quorum in salita per i 5 quesiti sul lavoro e cittadinanza, i seggi aperti fino alle 15 e questo è l'andamento insomma delle prime 3 verifiche diciamo della giornata di ieri. Chi c'è in testa alla partecipazione? Abbiamo detto Sicilia con affluenza bassa, in testa ci sono Firenze e Bologna, al sud come vedete i dati più bassi, sopra la media Milano e Roma, sotto il Veneto. Se vuoi Michele, questa è una fotografia, no, dell'Italia, il Veneto, l'industriale Veneto, diciamo le piazze rosse invece Firenze e Bologna che vanno in testa all'affluenza, come sempre accade, quindi la fotografia d'Italia ritagliata dal referendum. Eccolo qua invece il tormento dei promotori. Ora Schlein punta a un esito tra il 30 e il 35% per contenere i danni. Le sinistre si erano date un tetto, no? Ricordiamo che sabato c'è stata anche la manifestazione pro Gaza che in qualche modo è servita anche a spingere gli elettori alle urne, riformiste sul piede di guerra, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra da soli non bastano, quindi si riflette anche su questo campo largo. E poi le polemiche. Che cosa succede qui? Giorgia Meloni, lo abbiamo visto, va al seggio senza ritirare le schede, lo ha spiegato in un video, dice è un segno di rispetto verso lo strumento democratico, dice ma io non mi sento diciamo, richiamata da questi quesiti. Tajani invece fuori Italia direttamente in missione a Nizza, Salvini parla di nazionale, Lupi l'unico a votare tra i leader della coalizione e noi sorridiamo insomma in qualche modo, no Michele? Tutte e due. Che cosa succede? Poi qui prendiamo la lettura del referendum da qualche quotidiano diciamo, più marcatamente politico, la lettura del centrodestra. Allora, come vede diciamo, i promotori, quindi la sinistra, inseguiti, cioè i promotori vedono che non c'è il quorum, capiscono che l'affluenza è bassa, allora cosa fanno? Inseguono gli italiani in spiaggia, i compagni le provano tutte, eccolo qua. Borrelli pietisce voti sulla battigia, eccolo qua. Ilaria Salis si presenta in canotta, e quest'altra foto che diciamo, ha fatto storia nella giornata di ieri. Poi si rivede Laura Boldrini al seggio, non si vedeva da tanto tempo, e Massimo Giannini, il direttore Massimo Giannini addirittura ripesca una foto del famoso film di Paola Cortellesi, stringiamo le schede come biglietti d'amore, andiamo a votare, insomma l'appello di tutti. Ma dall'altro lato ancora sempre dal lato del centro-sinistra si urla anche ai complotti, la sinistra vede la disfatta, appunto tante anomalie nei seggi, quindi insomma cercano di giustificare insomma in questo modo il racconto della bassa affluenza. Andiamo a vedere le prime pagine degli altri quotidiani, restiamo eccolo qua sui quotidiani politici. Il Giornale è un po' più ecumenico, il referendum verso il flop, affluenza bassa, la sinistra è in crisi di nervi, prima viola il silenzio elettorale e poi vede i complotti alle urne, e lo abbiamo visto ancora. Vediamo Libero, elettori in fuga dalle urne non li hanno visti votare, anche questo è un titolo abbastanza ironico, affluenza bassissima nella prima giornata ai seggi per i 5 referendum, la sinistra spera nel miracolo e prepara le scuse tra accuse ai telegiornali e a chi ha scelto l'astensione, sembra un racconto già visto secondo Libero. La Verità: l'Italia snobba il referendum rosso, quindi dà una connotazione politica al referendum. I dati sull'affluenza li abbiamo visti, più bassi dal 2011 e lontani anni luce dalla possibilità di raggiungere il quorum. E poi Il Tempo, flop referendum.
con la cabina da spiaggia, diciamo che diventa cabina elettorale e viceversa, messe vicino. Avevamo raccolto, eccola qua, vediamo se riesco a farvela vedere, questa è una pagina di Repubblica, giusto per curiosità e per conoscenza. L'affluenza dei referendum, no? Cioè quali hanno appassionato, perché da un po' che i referendum non raggiungono il quorum, vedete c'è stato solo il boom, eccolo qua, nel 2011 l'acqua pubblica si è diciamo andati oltre il 50% e il 54% perché il referendum ha appassionato, diciamo, il tema ha appassionato gli italiani, ma gli altri non hanno raccolto, diciamo, i consensi, quindi non hanno superato il quorum. Quello sulla giustizia è il 2022, quello delle trivelle del 2016, ancora il cambio della legge elettorale, la procreazione assistita. Vedete, fino al 97 diciamo, ci sono stati pochissimi referendum diciamo, che hanno appassionato gli elettori. Solo nel 95, diciamo, dal 91 al 95 c'è stato diciamo, qualcosa che ha spinto un po' di più gli elettori a recarsi alle urne, le preferenze alla Camera, la legge elettorale e la privatizzazione. Restano ovviamente in cima i referendum storici che hanno cambiato la vita degli italiani, quello sul divorzio del 1974, il finanziamento ai partiti e la legge sull'aborto e la scala mobile. Questo referendum sì che riguardava veramente un cambio del paradigma del lavoro. Questo è insomma il racconto. Vi faccio vedere anche, prima di chiudere questa rassegna stampa, secondo me il titolo più bello della giornata. Abbiamo parlato di questa partita bellissima, lunghissima di Alcaraz contro Sinner o Sinner contro Alcaraz, una partita che è cominciata alle 3 e è finita alle 9 di sera. Allora il titolo più bello è quello del Foglio, che durante tutta la giornata la domanda che si sono fatti tutti è: quanto sta Sinner? C'è una partita che non finiva mai, non finiva mai. Poi però la sconfitta dopo 5 ore. A te, Michele. Grazie Luca, purtroppo è andata così, però insomma si conferma un grandissimo campione. Vediamo un po' il tempo adesso a Buongiorno Sicilia, state con noi. Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di lunedì nulla da segnalare sul nostro territorio, sarà ancora una giornata di bel tempo con sole protagonista da nord a sud. E dunque sulla Sicilia l'alta pressione dominerà la scena meteorologica a garanzia di ampi spazi assolati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Da segnalare solo un po' di vento, in particolar modo sul versante occidentale e su quello meridionale. Le temperature massime saranno comprese in generale fra i 29 e i 33 gradi. E per quanto riguarda poi la giornata di martedì, ancora contesto anticiclonico su tutta la Sicilia, sole protagonista con cielo sereno e totalmente sgombro da nuvole. Il vento ancora si farà sentire a tratti sulle coste, ma anche nell'entroterra. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Siamo con l'assessore regionale Salvatore Barbagallo all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea. Buongiorno e benvenuto assessore. Vogliamo parlare delle falde rigenerate dall'inverno piovoso. Però la domanda che le faccio subito è questa: possiamo affrontare l'estate con maggiore tranquillità rispetto all'anno scorso con la crisi idrica di cui insomma abbiamo sofferto tutti più o meno? Sì, certamente la stagione irrigua del 2025 si annuncia più serena, anche se ci sono zone di criticità, soprattutto nella Sicilia occidentale. Il governo regionale, il governo Schifani, ha affrontato questo periodo con molta determinazione, innanzitutto con interventi di emergenza, ma anche con interventi di programmazione. Gli interventi di emergenza si sono resi necessari a seguito della siccità severa del 2024 e hanno consistito in sostegni finanziari. Tecnicamente, quando si verificano siccità così severe,
uno degli interventi più efficaci è sostenere le aziende agricole, perché le acque che vengono a mancare sono difficilmente sostituibili. Ma proprio oggi leggevamo poco fa sul Giornale di Sicilia, Cocina, il capo della Protezione Civile, mette un po' l'allarme, dice ancora proprio è emergenza nei campi, è così? Nella Sicilia orientale no. No. Nella Sicilia occidentale, a macchia di leopardo, ci sono delle zone in cui purtroppo è piovuto di meno, nonostante gli interventi che noi come assessorato all'agricoltura e l'intero governo ha realizzato per aumentare la capacità, per aumentare i volumi invasati nei serbatoi. Però è piovuto di meno e quindi in qualche zona sicuramente c'è un volume inferiore rispetto a quello che ci aspettavamo. Il dato interessante di questa vostra riflessione e ricerca riguarda proprio le piogge abbondanti e le nevicate sui rilievi, come naturalmente l'Etna, i Nebrodi, le Madonie, e che hanno, il che ha permesso l'infiltrazione dell'acqua. Questo è un fenomeno che non sempre ci ricordiamo, no? È vero? Beh, nelle annate normali, diciamo, è abbastanza normale che il livello delle falde aumenti a seguito dello scioglimento delle nevi, soprattutto nell'Etna. Si formano delle cisterne naturali praticamente. È un processo, diciamo, un pochino più complesso di infiltrazione dell'acqua nel sottosuolo e quindi di alimentazione delle falde acquifere sotterranee, che ci consente nella zona etnea di stare tranquilli sotto il profilo dell'approvvigionamento idrico potabile. E quello che diceva invece nella parte occidentale non è così scontato questo. Purtroppo nella parte occidentale le falde sono meno presenti, quindi ci dobbiamo affidare alle acque superficiali che dipendono strettamente dalle piogge. Mentre dove ci sono le falde come Catania, chiaramente le falde hanno una capacità, una resilienza maggiore e quindi stiamo più tranquilli. Quindi riserve sotterranee che si alimentano soprattutto nella parte orientale dell'isola. Ma torniamo alle emergenze, Assessore, che lei ha già accennato. Voi suggerite una gestione integrata della questione acqua. Che vuol dire? Beh, gestione integrata significa innanzitutto in agricoltura che dobbiamo rendere integrato l'approvvigionamento collettivo, cioè con le reti gestite dai consorzi di bonifica e i serbatoi privati, i serbatoi aziendali. Noi abbiamo incentivato la realizzazione e incentiveremo in futuro sempre di più la realizzazione di laghetti all'interno delle aziende, perché durante il periodo invernale si possono accumulare acque più facilmente in queste e quindi integrare la gestione collettiva con la gestione aziendale. Giustissimo. Per quanto riguarda invece fenomeni che anche all'estero, a cui all'estero assistiamo, no? Regioni molto aride, non piove mai praticamente, però hanno un sacco di acqua, perché usano che cosa? La desalinizzazione, noi le facciamo o no? La desalinizzazione va presa con le giuste cautele, cioè nel senso che così come sta facendo il governo regionale e il presidente Schifani, stiamo realizzando 3 desalinizzatori nelle zone a più alta crisi idrica potabile. Se vuoi ricordare cosa sono le 3? Le 3 sono Trapani, Gela, Agrigento, tutta quella zona. Ecco, proprio quello di cui parlavamo prima. Esattamente. Quelle sono aree ad alto rischio, dove non ci sono falde, dove c'è una carenza purtroppo abbastanza datata nel tempo, e quindi è anche giusto fare i desalinizzatori per uso potabile, perché il costo dell'acqua dissalata è un costo purtroppo elevato, dell'ordine alla produzione di 2 euro a metro cubo, e quindi chiaramente va fatto per l'uso potabile, ma non certamente per l'uso agricolo. Per l'agricoltura. Però le irrigazioni di ortaggi e agrumeti sono migliorate o no?
Sì, diciamo che ora ci avviamo alla stagione irrigua, diciamo a fine mese, fine giugno avvieremo la stagione irrigua e ripeto nella Sicilia orientale, nella piana di Catania, per gli agrumeti della piana di Catania ci sarà acqua a sufficienza oltre a quella che abbiamo già invasato in serbatoi aziendali durante il periodo invernale. Abbiamo acqua nel Pozzillo, nel Lentini, abbiamo acqua nel Dosturzo, insomma una situazione decisamente migliore. A Occidente chiaramente dobbiamo agire con cautela, ci sono zone dove avremo l'acqua, ci sono zone un pochino più critiche dove l'uso deve essere molto oculato. Ecco, assessore Barbagallo, lei prima parlava aiuto alle zone dove ci sono maggiori problemi, che significa soprattutto finanziamenti. Sì. Ecco, ma per che cosa? Per la riparazione delle tubature che tante volte abbiamo mostrato sono proprio colabrodo certe volte l'acqua finisce in mare addirittura. Dunque il fatto che l'acqua finisce a mare diciamo, è abbastanza normale in tutti i fiumi, perché a valle delle opere di sbarramento è chiaro che l'acqua che defluisce deve andare a mare. Quindi, ci dovrebbero essere però ma non ci può essere, non ci possono essere delle opere di sbarramento alla foce. Le opere di sbarramento sono in certe località e quindi l'acqua che sta oltre quella zona va a finire a mare. Quindi, quando io mi riferisco agli aiuti, mi riferisco a aiuti finanziari per superare le crisi. Noi abbiamo dato come governo un aiuto alla viticoltura con 35 milioni di euro, stiamo parlando 2024, primi mesi del 2025, stiamo per dare 18 milioni per l'agrumicoltura, 11 milioni per l'olivicoltura, 6 milioni per mandorle e pistacchio, 18 milioni per lo sgravio delle cartelle settoriali, abbiamo aiutato con 1,5 milioni l'apicoltura, abbiamo dato soldi per i voucher per il fieno l'anno scorso perché purtroppo non è piovuto e quindi non c'è stato fieno, per gli animali, la cerealicoltura 25 milioni, abbiamo superato, diciamo, perché tecnicamente quando si verificano eventi di questo tipo gli aiuti finanziari possono aiutare e come dire, migliorare la situazione. Questo è molto importante perché sono cifre importanti quelle che ha snocciolato l'assessore Barbagallo. Le chiedo ancora un paio di cose. La penultima è questa qui, ma qualche volta abbiamo sentito i critici dire si lavora sull'emergenza e non si fa programmazione. No, noi stiamo facendo programmazione, la programmazione è relativa. Intanto io ho proposto e avviato, il Presidente Schifani ha condiviso un cosiddetto piano traverse. Sono delle opere secondarie che erano state abbandonate per 20 anni e che noi siamo riusciti a mettere in funzione, almeno in parte, gli interventi più semplici che hanno consentito di migliorare i volumi accumulati nei serbatoi della Sicilia occidentale. Altri interventi sono programmati, stiamo realizzando le progettazioni e quindi li faremo nel prossimo inverno. Poi abbiamo tantissimi finanziamenti su cui si stanno facendo i bandi, per esempio con i finanziamenti FSC 210 milioni di euro, i bandi sono stati pubblicati in questi giorni in tutta la Sicilia, abbiamo fondi del piano idrico nazionale 100 milioni, abbiamo diversi fondi di finanziamenti nazionali ed europei, li stiamo mettendo a terra e sicuramente nei prossimi anni ci sarà un netto miglioramento. Ci fa piacere sentirlo dire, immagino ne parlerete ancora oggi a Catania, al Pala Regione di via Beato Bernardo 5, dove lei farà il punto della situazione idrica appunto con i rappresentanti delle associazioni. Sì, è così? E ci sarà il collega Ciliberti a coordinare un po'. Ma inauguriamo anche un nuovo metodo, che è quello che all'inizio della stagione irrigua ci presentiamo davanti agli imprenditori agricoli, alle organizzazioni di categorie e facciamo il resoconto sia delle cose che abbiamo fatto nell'anno passato, nella stagione invernale,
nazionale per prepararci alla stagione irrigua, sia a dire quanta acqua abbiamo. Gli agricoltori devono essere informati nel bene e nel male all'inizio della stagione irrigua di qual è la situazione. Quindi io sto avviando, diciamo, questa tradizione che spero possa proseguire. Avete avuto già buone adesioni, prevedete, per oggi pomeriggio? Io ritengo di sì, ci sono le organizzazioni di categorie, i sindacati, i comuni interessati, quindi presentare al territorio lo stato di fatto e dire qual è la realtà e che cosa si possono aspettare. Perfetto, molto interessante questo, naturalmente ne riferiremo al telegiornale. Buon lavoro anche per oggi pomeriggio all'assessore Salvatore Barbagallo, assessore all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea. Vi vedrete con il nostro Luca nel pomeriggio e poi noi riferiremo nei nostri TG. State con noi, tra pochissimo cambiamo argomento e dobbiamo parlare di un fenomeno che ci rattrista molto, le sparizioni dei più piccoli. La Sicilia è abbastanza al centro di queste tragedie. State con noi, vedrete i particolari perché sarà con noi Ernesto Caffo, che è il presidente nazionale del Telefono Azzurro, e queste cose le conosce benissimo. A più tardi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia e buongiorno a Ernesto Caffo, che è presidente nazionale del Telefono Azzurro. Benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, Presidente, noi dobbiamo parlare di un fenomeno molto triste che ci coinvolge direttamente. La Sicilia nei primi 6 mesi del 2024, l'anno scorso, cioè, è al terzo posto dopo Lombardia, prima di tutto Lombardia, poi la Campania e poi arriva la Sicilia per le denunce riguardanti la scomparsa di minori italiani e poi prima per la scomparsa di minori stranieri. Siamo al primo posto con il 30% di questi casi. Ma è qualcosa che ci angoscia, Caffo? Ma guardi, il tema della scomparsa dei bambini in Sicilia è un tema che abbiamo affrontato anche col commissario straordinario per le persone scomparse ed uscirà tra pochi giorni un nuovo rapporto su questo versante. Quello che ci preoccupa è questo numero che riguarda sia i bambini italiani, che sono molte volte dei ragazzi che si allontanano da casa, dei ragazzi che quindi sono segnalati dalle famiglie perché mancano da casa, talvolta la situazione avviene anche alcuni giorni successivi alla scomparsa, però è un dato importante, riguarda italiani, veramente adolescenti, preadolescenti. Per i minori stranieri c'è un dato che al di là del fatto di allontanamenti dalle comitee di accoglienza, che sono numerosi in Sicilia, c'è un numero di ragazzi ovviamente che sono tanti e che con un numero che permane grave in tutte le parti in cui di fatto noi vediamo attorno alle comunità ci sono delle situazioni di non tutela adeguata. Quindi è un tema che va attenzionato, che va affrontato, anche perché, come sappiamo, un bambino senza tutele è a rischio di essere vittima di tratta, di sfruttamento, di situazioni di violenza che molte volte è l'inserimento nel mondo del lavoro nero, nel mondo della prostituzione, e sono tutte tematiche che ovviamente vanno a ledere profondamente la dignità di questi bambini. Quindi è un tema serio che va affrontato. Credo che questi dati vadano affrontati insieme alle diverse realtà prefettizie della regione Sicilia e anche dall'ente regionale che deve su questo versante fare alcune considerazioni. Quindi io tra l'altro auspico un'attenzione anche delle istituzioni, cercando anche insieme di trovare delle risposte, guardando i dati, analizzandoli in modo approfondito e cercando di trovare delle misure di prevenzione soprattutto e di aiuto invece ai ragazzi che scappano per tutelarli nel modo più adeguato. Come nel Telefono Azzurro queste cose le conoscete molto bene, ma ripeto, ci lasciano comunque impressionati, anche se ora
tra pochissimo parleremo dei possibili rimedi e dei suggerimenti che date voi anche alla Regione Sicilia, così come a tutte le altre regioni. Ma tornando ai dati nazionali, ciò che colpisce è che quelli che poi scompaiono, nel caso dei minori italiani si ritrova il 72%, molto vicini quindi al ritrovamento totale, mentre invece quando si parla di bambini stranieri il ritrovamento è agghiacciante, siamo al 40% per le femmine e al 38% per i maschi. Ma che fine fanno, Presidente? È qualcosa di terribile. Allora c'è da una parte un dato che alcuni dei ritrovamenti non sono riportati poi dopo nei registri, e questo è un tema di accuratezza anche da parte delle persone che in qualche modo sono riammesse nella comunità, quindi torno o in comunità o sono in famiglia, di poter segnalare il fatto che sono ritornati. Però questa è una percentuale del 10%. C'è una parte invece di ragazzi che scompare perché va in altri paesi, si allontana, e questo è uno dei grandi temi, perché dopo le prime ore la scomparsa diventa molto difficile poi da trovare misure adeguate di ritrovamento. Questo richiede quindi un'attenzione molto concentrata sulla prevenzione nelle prime ore, ancora prima che il ragazzo si allontani, perché molti ragazzi parlano e dicono ai coetanei: voglio andare via, voglio allontanarmi. Il problema è di avere immediatamente la possibilità di intervenire su questi ragazzi e di controllare che non si allontanino dal contesto protettivo della famiglia o della comunità. Certo. Quello che invece dobbiamo fare è qui costruire una rete che funziona ancora meglio. Quando c'è una scomparsa, un'allerta immediata nazionale o regionale, come succede in molti contesti anche stranieri, per riuscire a mettere insieme tutte le forze per recuperare questo bambino e portarlo in situazione di protezione. Ecco, un esempio che potremmo fare, se lei è d'accordo, è quello di un episodio recente avvenuto a Palermo. Qui stiamo parlando di una 19enne, insomma ha già superato l'età del minore, che si è allontanata improvvisamente, si chiama Giulia. Come ha detto lei, le ricerche si sono concluse in meno di 72 ore. La ragazza è stata trovata, grazie al cielo, in buona salute, diciamo una vicenda che poteva finire tragicamente, invece si è conclusa, almeno per il momento, apparentemente in modo più che positivo. E questa è la chiave, cioè l'allerta rapida, quello che diceva lei prima? Sì, credo che la chiave è proprio quello, il coordinamento di tutte le diverse agenzie che immediatamente vengono allertate appena c'è una scomparsa, con tutta una serie di misure che possono essere adottate, sia l'attivazione di strumenti di segnalazione che possono avvenire attraverso anche i device e i cellulari, quindi messaggi immediati che possono dare anche l'immagine, se si tratta di un bambino, per capire se qualcuno l'ha incontrato e l'ha visto. Il potere far sì che ci sia una cabina di regia per far sì che tutte le diverse forze, dai vigili del fuoco ai vigili urbani, possano in qualche modo essere insieme alle polizie e carabinieri, essere allertati, e d'altra parte mettere insieme anche nella comunità quella sensibilità collettiva che è quella che aiuta tantissimo, perché è proprio lì, in quei primi momenti, che possiamo trovare il modo di individuare la situazione e poter dare una risposta adeguata. Ecco, senza voler fare la sociologia con lei che è presidente del Telefono Azzurro, non c'è proprio bisogno, però leggiamo dalle statistiche, questa ragazza ritrovata a Palermo, per fortuna, è una 19enne, ma la fascia più colpita, diciamo, dagli allontanamenti volontari è quella, risulta alle statistiche, quella dei 16-17enni, e ci sono anche sparizioni ripetute. Ecco, vuole commentare queste due realtà? Ma vede, dietro a una scomparsa c'è spesso una sofferenza da parte dei ragazzi che sono vittime, da una parte, di violenze, di abusi in famiglia, e dall'altra parte sono molte volte situazioni anche di disagio mentale che i ragazzi presentano, che vanno affrontate con le dovute misure, ed è quello il motivo per cui noi abbiamo un numero nazionale, che è 116.000, che permette di segnalare, che è guidato, devo dire, da Telefono Azzurro, ma sotto
legge del Ministero degli Interni che permette di cogliere questi segnali di disagio, di sofferenza di molti, sia parlando con i genitori, sia parlando con i ragazzi stessi, per riuscire in qualche modo a riportarli in contesti di protezione. Quello che dobbiamo considerare è che un ragazzo che scappa lo fa molte volte con una grande ansia, grande angoscia, ma dietro c'è un motivo che va in qualche modo individuato, va ascoltato, ed è questo aspetto che noi cerchiamo di affrontare anche per evitare poi dopo che il ritorno a casa sia associato con una fuga successiva. Magari guardando la rete un ragazzo vede una persona che gli offre ospitalità, si allontana nella ricerca di questa persona. I casi di grooming, e devo dire tutto il mondo del digitale, rappresenta oggi un nuovo momento di grande attenzione per tutti noi, perché attorno a questa realtà molti ragazzi possono essere attratti, allontanarsi da casa e molte volte trovarsi in situazioni di fortissima compromissione della loro sicurezza e del loro futuro. Quindi grazie Presidente per i suggerimenti che dà anche per quanto riguarda le istituzioni e per questo quadro che ci ha come al solito puntualmente illustrato. Le chiedo un'ultima cosa, lo sanno tutti, ma vogliamo ricordarlo il numero che possiamo eventualmente fare per se abbiamo segnalazioni di questo genere, Presidente? Allora, per quanto riguarda la scomparsa, il numero è 116.000, che è un numero europeo in tutti i paesi europei, presente, che permette anche di intervenire in tutta Europa in modo coordinato. Poi c'è un numero di emergenza invece, 116.000. Per le emergenze invece che riguardano situazioni di bambini vittime di violenze sessuali o fisiche gravi, c'è un altro numero che noi gestiamo per la Presidenza del Consiglio, che è il 114, ed è fra l'altro in questa sede, in ambito del 114, che noi svilupperemo in Sicilia proprio un polo sperimentale tra pochi mesi. Molto bene, allora ci tenga informato, ci farà piacere, come dire, darne notizie. Grazie ancora a Ernesto Caffo, Presidente nazionale del Benemerito Telefono Azzurro. Noi prima della pausa vi ricordo 116.000, scusate, 116 con 3 zeri. Questo è un numero europeo, come ci ha detto il Presidente Caffo. Per quanto riguarda violenze e abusi, lo sapevamo, il numero è il 114. Grazie ancora, buon lavoro, e fra poco cambieremo argomento, avremo ospite uno dei protagonisti del teatro siciliano e italiano, che è Michele Russo, che è autore di un'autobiografia molto ricca, si chiama Il sipario della vita, 50 anni di teatro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo ospite Michele Russo, attore famosissimo, conosciutissimo, e adesso autore anche di un'autobiografia che si intitola, guarda caso, Il sipario della vita, 50 anni di teatro, prefazione di Enrico Guarneri, editore Senza Vento. Benvenuto, complimenti. Grazie di essere stato infilato. È un piacere. Una carriera che è cominciata da bambino, la sua. Sì, io più che attore sono stato sempre dietro le quinte, sia come regista che come direttore artistico, però ho iniziato da attore. Da attore? Ero piccolino e una volta una maestra mi disse: deve fare il teatro. Io ho detto: ma che è, sei piccolino? E mi diede dei ruoli, ogni volta facevo o il prete o il carabiniere. Bello! Poi ho avuto una parentesi che sono andato in seminario. Ah, poi c'è andato veramente? Sì, sono andato in seminario, però poi ho lasciato il seminario. Però durante il seminario ho amato veramente il teatro, perché loro mi hanno un po' aiutato a credere nel teatro, perché facevo teatro in seminario, oltre da una mano al reparto costumi. Quindi quando sono ritornato nel mio paese ho detto... Il suo paese qual è? San Giovanni la Punta. Ah, eccolo qua. A cui lei è molto legato, vero? Sì. Ci sono sempre iniziative, no? Sì, sono molto legato anche perché ho dato una svolta diversa al teatro. Quando sono arrivato negli anni 70, fine anni 68-70, il teatro a San Giovanni la Punta veniva fatto i maschi con i maschi, le femmine con le femmine.
si poteva fare teatro insieme soltanto se si faceva l'apparizione di Lourdes o la Madonna di Fatima, quelle delicate. E io invece dissi no, il teatro bisogna farlo maschi e femmine, non c'è niente di male. E certamente quando iniziai a questo nuovo modo di vedere il teatro, ci fu un prete, che non lo dimenticherò mai, un viceparroco, che disse al parroco: dobbiamo buttargli l'acqua benedetta, questo ha il demonio. Però da quel momento in poi invece ho iniziato a fare teatro, eccetera, e ad oggi continuo ancora a fare teatro. Nel libro naturalmente ci sono testimonianze di colleghi, di amici, fotografie, forse qualcuno riusciamo a vederla. Questa è la copertina e quello che vedete è anche il nostro ospite, ma ricordato che la prefazione è di Enrico Guarneri. Sì, vorrei dire, Enrico Guarneri. Vorrei dire che Enrico Guarneri è salito sul palco grazie anche a me, perché lo racconto nel libro, però glielo vorrei raccontare. È bello. Io stavo preparando nel 1976 l'Avaro di Molière. Avevo tutti i personaggi, mi mancava solo un personaggio che era Saetta. Io non sapevo come trovarlo. Una ragazza che cambia il segnale mi disse: io ho conosciuto un ragazzo che è venuto ad abitare vicino a casa mia. Io gli ho detto: portalo, domani subito, portalo. Chiesa da Enrico: Enrico, tu hai fatto teatro, vuoi fare teatro? Lui mi guardò e mi disse: femmine no teatro ce n'è. e poi capì che quella ragazza me l'aveva portata perché, come si dice in siciliano, ci voleva zidiare, e quella è tutta un'altra invece storia. Però poi ha funzionato come? Sì, ha funzionato, cioè, ma quella è tutta un'altra storia. Certo. Che non... Ma è vero che c'è una tradizione, una ricchezza, un amore, un'attenzione a Catania, in Sicilia, nella provincia naturalmente, per il teatro. Se vogliamo fare un paragone con le cose che attraggono oggi molto i più giovani, qual è la differenza? No, io dico questo: i giovani sono convinti che il teatro è per gli anziani. Non è vero. Perché io le voglio raccontare un fatto che ci capitò nel 1986. Noi eravamo dentro una minimino, abbiamo sentito che a Roma facevano al Teatro Sistina Taxi a due piazze con Gianni Dorella e Paola Quattrini. Nell'86 noi, qui non è come ora che si trovano i copioni, abbiamo detto: ma perché non lo facciamo anche a Catania? E siamo partiti con la minimino, senza soldi, con i soldi della benzina, un panino che ci dividevamo in tre, e siamo andati al Teatro Sistina. Noi ci siamo presentati e abbiamo chiesto: dobbiamo parlare con Garinei. Subito loro ci hanno detto: ma voi ragazzi avete l'appuntamento? Noi catanesi, ma ci vuole l'appuntamento, no? Abbiamo veramente, ci siamo seduti, abbiamo aspettato, c'è tutta una storia che poi leggerete nel libro. Alla fine, nel pomeriggio, dopo tanta attesa, eccetera, il maestro Pietro Garinei ci diede in esclusiva per un anno, per poterlo fare in Sicilia, Taxi a due piazze. E nell'86 l'abbiamo portato in Sicilia. Certamente in quel periodo ancora il teatro in Sicilia qual era? Il teatro dialettale. E noi abbiamo portato un teatro diverso. Ma perché ho raccontato questo? Perché da quel momento io sono dell'idea che si deve fare il teatro dialettale, non si deve mai tradire la tradizione siciliana, la radice che è nostra, eccetera. Però il teatro è anche universale e noi siamo in Sicilia, ma siamo in Italia, siamo in Europa, quindi non possiamo pensare che il teatro di un certo tipo che attira anche i giovani si deve fare da Roma in su. E quindi io ho cercato sempre di dare spazio ai giovani, quindi ho cercato di mettere in scena tanti giovani. Portando i giovani sulla scena ho portato anche nella sala i giovani. I giovani, bellissimo questo.
Scommetto che l'ha fatto anche grazie all'associazione Sotto il Tocco di San Giovanni della Punta. Sì. Che cos'è? Questa è l'ultima trovata? L'ultima associazione, perché negli anni Ne ha fatte diverse, ma questa è l'ultima che quest'anno festeggia 21 anni. Complimenti, che meraviglia. Quindi in 50 anni questa è 21 anni. Perché si chiama Sotto il Tocco? Perché chi viene a San Giovanni della Punta, quasi al centro del paese, c'è un'arcata che è strana e si passa sotto questa arcata e poi c'è una viuzza. In questa viuzza, grazie negli anni 70 alla parrocchia, tutti noi giovani ci siamo un po' dati appuntamento là per la cultura. Quindi è nato il teatro, è nato il cineforum, è nato il cineclub, la Fuci, tutto questo. Che bello! E allora abbiamo pensato 21 anni fa, per ridare di nuovo uno specchio positivo al nostro paese, San Giovanni della Punta, la nostra compagnia teatrale si chiama Sotto il Tocco, da dove è iniziato il nostro cammino culturale. Complimenti, chissà, saranno felicissimi a San Giovanni della Punta, naturalmente. Spero, me lo spero. Beh, non c'è il minimo dubbio. Il sipario della vita, il rapporto fra chi vive da 50 anni nel mondo teatrale e la vita quotidiana. Oggi le cose sono un po' cambiate. Sì, certamente. 50 anni sono tanti. Io dico, 50 anni fa era una vita molto, molto diversa da oggi. Si faceva teatro e si lavorava più in comunità. Oggi si deve cercare di creare la comunità, perché la società ci porta un po' a essere ognuno isolato dall'altro. E invece il teatro è qualcosa che unisce e noi tentiamo sempre attraverso i giovani di unire, perché se uniamo i giovani portiamo una ventata anche a coloro che stanno a casa, perché io sento dire i giovani non gli interessa nulla, eccetera, stanno solo al telefonino, eccetera. Ma se noi non creiamo i presupposti per fare venire i giovani, per dargli spazio, per fare credere in qualche cosa, e noi che come compagnia vogliamo fargli credere che il teatro è anche una loro cosa, è una loro realtà dove loro possono essere presenti e possono essere protagonisti. Respirare quel, diciamo, polvere del palcoscenico, eccetera, li fa crescere, li fa diventare forti e li fa anche amare il teatro e portarlo agli altri. Bellissime queste parole, grazie a Michele Russo, autore di questa autobiografia, Il sipario della vita, prefazione Enrico Guarneri. E che lo possono trovare anche in libreria. In libreria, naturalmente, senza vento editore. Grazie ancora, complimenti, è il momento del nostro almanacco. La giornata mondiale per il Triangolo dei Coralli è una giovane iniziativa nata nel 2012 e celebrata proprio oggi. Consiste nella celebrazione del Triangolo dei Coralli, cioè dell'epicentro mondiale della biodiversità marina, che comprende oltre i 3/4 delle specie di corallo nel mondo. È situata nelle acque marine tropicali dell'Indonesia, Malesia, Papua Nuova Guinea, Filippine, Isole Salomone e Timor-Est ed è l'equivalente sottomarino dell'Amazzonia. In questa regione marina, che è come superficie la metà degli Stati Uniti, ci sono più specie marine che in qualsiasi altra parte del pianeta. Lo sapevate che i coralli fungono da filtro per il mare? Per nutrirsi, infatti, filtrano l'acqua che li circonda, in questo modo trattengono tutte le impurità che si trovano nel mare, rendendo l'acqua pulitissima. Purtroppo, come sappiamo, anche in casa i filtri arrivano a saturazione e si intasano. In questo caso, essendo animali vivi, se l'inquinamento eccessivo può portare alla morte del corallo, che rilascerà dunque di nuovo le sostanze inquinanti accumulate. E adesso attesissimo l'oroscopo con Marco Amato. Marco, ci sei?
Ci sono, buongiorno Michele, buon inizio settimana. Buongiorno a te, buon caffè, evviva! E questo è un pandan con la tua camicetta, vedo. Un pandan con la mia camicetta, ma volevo un po' richiamare le onde marine, proprio perché oggi parliamo di una delle cose al mondo che piace più all'astrologo, il mare. Mediterraneo, Mare Nostrum, ma chi lo interpreta? Ebbene, mi ha colpito moltissimo che l'autore della Tana del Granchio, ovvero Bresch, che ha prodotto un testo assolutamente molto metaforico e romantico, appartenga proprio al segno zodiacale del Cancro. Esce quindi Mediterraneo, un album con 16 tracce che si ispirano molto al mare Ligure, che è appunto la sua patria, dedicando proprio tutto con sonorità un po' etniche, un po' contemporanee, proprio al concetto del mare, dell'emozione e della resilienza. Umore di marea, per esempio, un titolo che è tutto un programma. Ma la notizia ancora più interessante è che, essendo egli Cancro, quindi segno d'acqua, della luna, un sognatore acquatico, insomma, proprio oggi Giove entra nel segno zodiacale del Cancro. Giove è il pianeta della fortuna, il Cancro è l'area in cui lui si esalta, per cui più fortuna per tutti i segni d'acqua. Cancro, Scorpione e Pesci in pole position, assolutamente. Giove però in questa posizione, proprio perché si esalta, metterà a tacere tutta una serie di pianeti dispettosi e ci regalerà un'estate decisamente più positiva e più calma. E allora, mentre questa configurazione accade, l'Ariete dovrà assolutamente decidere di mettere radici, di costruire qualcosa. Il Toro finalmente si rasserena e quindi migliora anche la situazione economica, benissimo. I Gemelli sono assolutamente più loquaci e decisamente più dinamici, tornano in scena, perdono l'incombro di Giove, ma è un Giove che diventa più concreto, più reale, quindi adesso i Gemelli faranno Cancro, protagonisti dello zodiaco, oggi assieme ai vostri fratelli d'acqua. Il grande Giove vi magnifica, vi augura una sintesi positiva di tutta la vostra vita. Leone, per voi Giove si nasconde un po' in un'area psichica, per cui Giove vi aiuterà a rimettere a posto tutta una serie di cose nella vostra anima, quindi un Giove più interiore per voi. Vergine, assolutamente pregno di amici, foriero di tante novità che hanno a che fare con team, con squadre, con proposte. Cari Vergine, finalmente l'incubo è finito, un cielo sgombro per voi e adesso a gonfie vele. Bilancia, a voi metterà a dura prova, proprio perché per voi è l'ora del rederazione, per cui cari Bilancia ora dovete fare i conti con le vostre scelte e le conseguenze di quello che avete fatto. Scorpione, per voi una magnifica notizia. Giove dà un'accelerata positiva, solare, estiva, sportiva, dinamica al vostro segno zodiacale, quindi godetevi un'estate all'insegna di un dinamismo veramente gioioso. Sagittario, per voi la buona notizia è che finalmente il vostro pianeta non è più in opposizione, quindi tornate a essere il segno della positività e quello della generosità. Capricorno, Giove vi sfida, Giove vi vuole di nuovo in un progetto a lunga scadenza, vi consiglia di non avere smanie di avere tutto subito, ma di cercare sistematicamente la strategia. E voi Capricorno siete gli strateghi dello zodiaco. Acquario, per voi inizia un periodo di sogni, di creatività, letteralmente aerei, fluttuante, che molto più romantici, il che non è da voi, attenzione. Pesci, benissimo anche per voi, perché i segni d'acqua avranno i maggiori vantaggi, quindi cari pesci, godetevi quest'estate meravigliosamente baciata da Giove. E detto questo, un saluto speciale ad uno dei miei fan, che è il signor Giuseppe Messina, che ringrazio e saluto con piacere. Michele, vi auguro un bell'inizio settimana e buongiorno Sicilia. Grazie a Marco Amato, buongiorno Sicilia. Naturalmente il passaggio adesso è d'obbligo con il nostro Luca. Ancora qualche spigolatura dai quotidiani? Grazie Michele, allora ti faccio vedere una notizia che riguarda l'economia, perché c'è l'intervista al presidente di Alitalia, al nuovo presidente dell'Italia, che è Sandro Pappalardo, è stato assessore al turismo alla regione siciliana, quindi racconta un po' la crescita di Alitalia, cosa succederà, la crescita che passa dai voli business, nessun calo dei turisti americani in Italia, e questo è diciamo dopo tanti anni insomma di agonia per la compagnia aerea, quella che una volta era la compagnia aerea nazionale, adesso un po' di ripresa. E poi questa notizia che diciamo ha un po' di inquietudine, arriva dalla Cina.
Smartphone dipendenza, la vera pandemia sociale dei giovani, e questo è il pericolo di questi anni, l'opzione della Cina a scuola, anche gli adulti assuefatti, il rischio è che ai ragazzi non bastino solo i divieti, in qualche modo la Cina sta subendo, i giovani cinesi stanno subendo la dipendenza da smartphone, se ne sono accorti tutti, ma questi almeno cercano di metterci delle barriere. A te Michele. Grazie, speriamo che prima di dare un'occhiata al telefonino guardino anche Buongiorno Sicilia. Allora, adesso per chiudere rapidamente, nel 1988, 9 giugno come oggi, esce un album storico della musica leggera italiana, Dalla Morandi. Il brano che lo ha anticipato è Vita e sarà uno dei maggiori successi del 1988. Buongiorno Sicilia, buona giornata a tutti con Vita.